Sono le 12 in punto del 6 febbraio, quando il fercolo di Sant'Agata ritorna in piazza Duomo e il busto della Santa Patrona viene sollevato dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo, quelle braccia diventano le sue gambe e ondeggiando Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza, perché passerà un anno prima di rivederla di nuovo in giro per la sua città. La giornata del giro interno era incominciata 8 ore e mezza prima. Sono le 17:30 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta, un insieme di fattori hanno reso l'edizione 2024 la più partecipata di sempre. Complici il bel tempo e le temperature primaverili, la coincidenza del fine settimana, la chiusura delle scuole anche per il 6 mattina, la presenza eccezionale di turisti e pellegrini da tutte le parti del mondo. Per sollecitare i devoti a fare spazio all'avanzata della Santa, l'arcivescovo Renna è costretto ad intervenire di nuovo con risolutezza. Poco dopo le 6 del mattino i fuochi di Piazza Borgo, alle 10 la spettacolare salita di San Giuliano che procede a passo e durerà 5 minuti e poi il canto delle suore benedettine. Renna ancora una volta in prima fila e siede sul Baiardo alle 11, il fercolo in via Vittorio Emanuele, un'ora dopo in Piazza Duomo. Io sono contento di come si è reagito, della consapevolezza che si sta prendendo. Bisognerà lavorare con la collaborazione di tutti, soprattutto dei devoti. La maratona TV di Antena Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, ma anche da paesi come l'Indonesia, l'Australia, la Thailandia, le Mauritius. Devoti tutti e in tutte le lingue. Appare evidente che sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Non ha dubbi il GIP Carlo Umberto Cannella, che ha convalidato il fermo degli egiziani indagati per lo stupro nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. L'orrore ha avuto fine solo grazie al tentativo della ragazza di liberarsi, scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare per i 4 maggiorenni. Appare probabile che in assenza della disperata reazione la terribile violenza sarebbe proseguita anche a opera di altri indagati. Per il GIP ci sono inoltre altri elementi che farebbero presupporre la pericolosità sociale dei fermati. Tra questi il fatto di aver bloccato il fidanzato 17enne, agevolando e consentendo così ad altre persone di violentare una ragazzina di appena 13 anni senza un minimo rimorso, anzi in alcuni casi assistendo alla scena. Per tutte queste ragioni Cannella ritiene adeguata la misura della custodia cautelare in carcere per 3 di loro e gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 4º, che ha fornito elementi utili alle indagini. La notizia dello stupro intanto continua a suscitare sconcerto e reazioni forti. Domani a Catania le donne della CGIL, Cisle Will e delle varie associazioni del territorio manifesteranno sotto la prefettura etnea. Il fatto che è accaduto è un fatto grave anche per il contesto, perché è accaduto in un giardino pubblico alle 19:30 del pomeriggio, quando c'era tantissima gente in giro. Inoltre chiederemo al prefetto anche di poter riconvocare il tavolo contro la violenza di genere, che era stato già istituito qualche tempo fa. Intanto il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita ha descritto la giovane vittima come una ragazza serena, determinata e ferita, ma desiderosa di giustizia, senz'altro più matura della sua età, non desiderosa di vendetta e senza rendersi disponibile a riconoscimenti incerti. Questa ragazza, vittima di un reato grave, ha aggiunto Ardita, ha dato esempio di obiettività, reagendo e avendo fiducia nella giustizia. È stato posto in stato di fermo a Milano mentre dalla stazione Garibaldi cercava di raggiungere la Francia. Si tratta di un 36enne marocchino senza fissa dimora. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio di un connazionale avvenuto a Paternò il 4 febbraio. I carabinieri catanesi lo hanno individuato grazie a indagini telematiche e hanno avvisato i colleghi di Milano, che lo hanno bloccato prima che partisse su un treno Intercity per la Francia. Nei suoi confronti era stato richiesto un fermo dalla procura di Catania. L'omicidio è avvenuto attorno alle 13:30 di domenica scorsa, al culmine di una lite scoppiata in quest'area di servizio di Via Verga. La vittima, Mohamed Muna, di 27 anni, è stato ucciso a coltellate.
Dalla prima ispezione cadaverica, infatti, sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate diverse ferite ad arma da taglio, ferite mortali per il giovane che, agonizzante, avrebbe tentato di chiedere aiuto. Il fermato sarebbe stato identificato dai carabinieri anche grazie alle telecamere presenti nell'area di servizio. Resta ancora da chiarire il movente della lite culminata nell'omicidio. Avevano trovato il modo per bypassare quello che veniva chiamato il protocollo Antoci, la legge che lo Stato aveva approvato dopo la prima operazione sulla cosiddetta mafia dei pascoli. Ma grazie alle dichiarazioni di 3 collaboratori di giustizia che facevano parte del gruppo dei Batanesi si è potuta avviare la seconda fase dell'inchiesta sulle truffe in agricoltura e sui Nebrodi, ricostruendo la nuova esistenza della famiglia tortoriciana composta dai Bontempo Scavo e dal gruppo dei Batanesi. Estorsioni, truffe aggravate in agricoltura a danno dell'Unione Europea e dell'Agea, ma stavolta anche spaccio di sostanze stupefacenti. 21 custodie cautelari in carcere, 2 arresti domiciliari, 14 sospensioni di attività imprenditoriali e questo il bilancio dell'operazione Nebrodi 2, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Parecchie le truffe ai danni dell'Agea, che diventava un canale di finanziamento estremamente redditizio attraverso la percezione fraudolenta di contributi comunitari. Accanto a questi, i gruppi nebroidei hanno intensificato il ramo stupefacenti. Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia hanno accertato l'esistenza di un'associazione dedita alla coltivazione, all'acquisto, alla detenzione e al commercio di droga, operativa sul versante tirrenico della provincia di Messina, articolazione proprio dei Batanesi. Accertate anche diverse estorsioni, una ai danni di un'impresa calabrese impegnata nei lavori di realizzazione del metanodotto tra i comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, che sarebbe stata costretta a consegnare 4.000 euro in occasione delle festività di Natale e Pasqua di ogni anno a partire dal 2015 e fino al 2018, e ai danni di privati per accaparrarsi i terreni agricoli da destinare al pascolo. Il mio legame col mondo dell'agricoltura ovviamente è fortissimo. Io stavo per essere ucciso per salvaguardare loro. Hanno necessità, come è giusto che sia, degli sgravi fiscali, ma hanno necessità, mi permetta di dirlo nella giornata come oggi, che quei fondi che l'Europa mette a disposizione vadano a loro, a coloro che ne hanno diritto, non certamente alle associazioni criminali e mafiose. La valenza e l'importanza del lavoro che abbiamo fatto è proprio quella di non consentire più attraverso le autocertificazioni che i fondi vadano a esponenti di spicco della mafia. Noi abbiamo fatto questo strumento che è molto forte. Quando tentano di aggirarlo, le forze dell'ordine li colpiscono. I fondi europei per l'agricoltura sono nati per gli agricoltori onesti, per coloro che dalla mattina alle 4 fino alla sera si spaccano la schiena per portare avanti una delle colonne dell'economia del nostro paese. E invece i fondi europei per l'agricoltura andavano anche per importi milionari a mafiosi, a capimafia, con una vicenda che durava da tantissimi anni e che noi abbiamo ritenuto di interrompere per riportare alla normalità un paese che, quando commemora i morti delle stragi, lo deve fare con la coscienza a posto di non finanziare con fondi pubblici magari coloro che quelle stragi le hanno armate. Dalla crisi idrica che rischia di lasciare a secco le campagne, all'emergenza foraggi, dagli interventi sul gasolio agricolo alla semplificazione in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura. Sono tantissimi gli argomenti che saranno al centro del lavoro delle unità di crisi per la stessa agricoltura insediata oggi alla regione siciliana. L'obiettivo è di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta vivendo il settore. Istituita dal presidente Renato Schifani, l'unità di crisi è presieduta dall'assessore Luca Sammartino. La task force è composta dai dirigenti generali di tutti i dipartimenti impegnati nel settore, quindi agricoltura, attività sanitarie, osservatorio epidemiologico, acqua e rifiuti e protezione civile. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi, dal depauperimento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto alla intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allevatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. Tra i temi che saranno affrontati anche la convocazione dell'INPS per superare alcune criticità legate ai lavoratori del settore stagionali. Il gruppo di lavoro, tra i vari compiti, dovrà gestire le segnalazioni che arrivano dalle aree più colpite e far lavorare insieme comuni e protezione civile, ma anche lavorare su bandi e contributi pubblici.
alta. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare un gioco di squadra, ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della Comunità Europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia. La prossima riunione è già prevista per domani. La Chiesa agrigentina scende per strada al fianco degli agricoltori e allevatori che da settimane protestano e marciano in tutta la Sicilia per difendere la dignità del proprio lavoro. L'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha raggiunto il presidio permanente degli agricoltori in corso dal lunedì mattina sullo scorrimento veloce Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio di località Gulfa, in territorio di Santa Margherita di Belice. Monsignor Damiano ha espresso la vicinanza e la solidarietà sua personale e dell'intera Chiesa di Agrigento a tutto il comparto agricolo. L'arcivescovo si è intrattenuto a parlare con gli agricoltori per ascoltare le richieste che il mondo agricolo sta lanciando, raccogliendo il grido di dolore di tante aziende e di tante famiglie che traggono dalla terra il loro sostentamento. La protesta nel frattempo non si ferma. Gli agricoltori sono intenzionati a presidiare la Palermo-Sciacca fino al prossimo 22 febbraio, finché non riceveranno risposte concrete e non più promesse. E per domani mattina è stato annunciato un nuovo presidio sulla 189, lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo. Agricoltori e allevatori con i loro mezzi marceranno dai paesi dei Monti Sicani e si fermeranno al bivio Tumarrano, nei territori di San Giovanni Gemini e Cammarata. Cambia il clima e cambia anche l'agricoltura siciliana, meno agrumi e ulivi e sempre più frutti tropicali e poi mango, avocado e papaya. Per la Sicilia una sorta di switch di colture in un periodo di cambiamento climatico. Le coltivazioni di frutti tropicali, segnatamente di avocado e mango, stanno riscuotendo qui in Sicilia negli ultimi anni un graduale incremento, favorito non solo dalla nostra ultra ventennale passione e l'impegno per queste colture, ma soprattutto da un clima mite in alcune zone, come per esempio qui a Giarre, in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna. Con temperature assolutamente sopra la media, in Sicilia c'è anche chi produce il caffè. Un caffè dal dialetto siculo, una piantagione proprio nel cuore di Palermo. Un caffè espresso col cuore ed è stato anche baciato dalla nostra terra originariamente avocata alle arance, ai mandarini, agli agrumi, alle viti, ma ultimamente anche per i cambiamenti climatici, un po' questa rivoluzione in termini di temperatura. Non so se è un fatto preoccupante o un fatto meraviglioso, francamente, perché non vorrei diventare l'Ecuador o il Congo domani mattina. Certamente quello che si sta facendo sul caffè è qualcosa che può essere di supporto quantomeno mediatico. Quella che una volta fu la conca d'oro, adesso sta diventando un po' la conca anche rossa, no? Dovuta al colore delle nostre drupe, al cui interno c'è il fantastico semino che poi darà vita al chicco del caffè. Il Picerno fa capire ancora una volta al Catania cosa vuol dire giocare in Serie C. In una partita non certo bellissima i lucani sfruttano un'occasione e fanno gol. Il Catania invece, che ha grosse difficoltà a costruire da dietro, mette 2 o 3 volte i suoi davanti alla porta ma spreca. La sconfitta di Picerno, la 10ª in campionato, non è solo questo però. È frutto di mali antichi e nuovi, di una squadra ridotta all'osso in cui tanti elementi appena arrivati non sono ancora pronti e in generale di una mentalità che non decolla, figlia inevitabilmente dei risultati negativi. Al Donato Curcio Lucarelli sceglie il 4-2-3-1 posizionandosi a specchio rispetto ai lucani. La decide Gallo, che sfrutta un pallone spedito fuori dall'area di rigore etnea su cui i giocatori rossazzurri sono lenti a reagire. Il tiro del centrocampista è potente e angolato e finisce alle spalle di Albertoni. Il Catania, che aveva avuto una potenziale possibilità con Teio, ne costruisce 2 con Costantino a cavallo dei 2 tempi, ma in entrambe le occasioni l'attaccante ex Monterosi manda alto, nel primo caso dopo la bella incursione di Bois, nella ripresa finendo col non sfruttare l'errore in costruzione del Picerno e la prima conclusione di Chiricò ribattuta. Lucarelli
Lucarelli prova a cambiare le cose con Di Carmine, per lui nuovamente un problema fisico che lo mette a rischio per la prossima con la Casertana. L'ingresso dell'attaccante toscano non cambia però la situazione di altre palle gol, non se ne vedono troppe. Il Picerno, che gioca meglio e comunque controlla la partita, va vicino al raddoppio con Sant'Arcangelo, ma sono i rossazzurri a sforare nuovamente il pari nei secondi finali con la gran punizione di Castellini che sorvola di poco la traversa. Al triplice fischio confronto fra la squadra e i tifosi, dirigenza che è chiamata a intervenire probabilmente presto sul mercato, arriverà un centrocampista, poi serve tanto altro per cambiare una stagione che resta appesa alla Coppa Italia, ma che oggi a Picerno contro la squadra che ha il terzultimo budget del campionato ha evidenziato le solite costanti lacune. Ma faccio una premessa, la partita è stata una brutta partita da parte di tutte e due le squadre, dove il Picerno nell'unica occasione su una respinta è riuscita a far gol e poi all'ultimo una ripartenza dell'attaccante, non mi ricordo chi è, che ha fatto una conclusione e ha sfilato il palo. All'interno di questa brutta partita, se andiamo a vedere la squadra che ha avuto le occasioni più nitide, 3 occasioni più nitide, 2 di Costantino e una di Carmine, siamo stati noi. Ma ripeto, all'interno di una brutta partita, soprattutto da un punto di vista della costruzione, perché è lì che stiamo facendo, secondo me, fatica ad iniziare l'azione dal basso. Oggi mi assumo io la responsabilità, come ogni volta che il Catania perderà, e io poi se ci sarà bisogno lo dirò sempre, però ogni volta che perderemo io, a prescindere, mi assumerò le responsabilità delle sconfitte, anche se spero che poi a un certo punto cominciamo anche a fare qualche risultato, perché si può farsi male quando si lavora nei cantieri e quindi in questo momento io ripeto, io sono disposto a subire le critiche, ad accettare, anzi non l'ho detto, ma oggi mi assumo io la responsabilità, come ogni volta che il Catania perderà, e io poi se ci sarà bisogno lo dirò sempre, però ogni volta che perderemo io, a prescindere, mi assumerò le responsabilità delle sconfitte, anche se spero che poi a un certo punto cominciamo anche a fare qualche risultato.